Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Tiziano Graziottin per la consueta rubrica Lo Zoom del Gazzettino e oggi parliamo di elezioni. Sì, perché c'è stata appunto è stata la settimana del voto e soprattutto dei commenti sul voto, e a Venezia e provincia c'è stata l'affermazione del PD ovviamente, ma con una forza ancora maggiore che nelle altre province venete, a conferma che questa resta rossa almeno alcuni comuni, tanto è vero che ad esempio a Venezia, comune capoluogo, addirittura i dati del PD sono stati molto migliori che il livello veneto e nazionale. Questo però ha innescato anche delle riflessioni e anche delle dispute, perché appunto ad esempio il sindaco Orsoni ha detto è anche merito del lavoro della mia giunta se è arrivata questa affermazione così clamorosa. Subito è stato rintuzzato ovviamente dagli esponenti delle opposizioni, che invece gli hanno fatto presente vedremo quando si andrà al voto per il comune, vedremo soprattutto se tu sindaco sarai ricandidato e cosa porterai a casa in quell'occasione. Insomma, le classiche polemiche di queste situazioni, però è un dato di fatto che insomma l'affermazione del PD nel veneziano è stata particolarmente significativa. Ecco, tu dici che è rossa la provincia, ma in realtà qualcuno ha detto che Renzi nell'ultima settimana ha convinto anche molti imprenditori e molti indecisi che probabilmente non erano di sinistra. Certo, questo sicuramente, anche perché i dati sono stati molto migliori che in altre occasioni elettorali, quindi c'è sicuramente un effetto Renzi, su questo è indubitabile, proprio nel senso che hanno votato PD persone che in passato si erano orientate diversamente e molto diversamente. L'altro aspetto interessante però di queste elezioni è stata anche l'affermazione del partito dei sindaci, direi, perché questo vento renziano, diciamo, in alcuni comuni si è fermato proprio di fronte ad alcune personalità forti, come a Scorzè, dove c'era il candidato Mestriner, che esponente di Forza Italia, che addirittura ha vinto al primo turno pur avendo un'avversaria particolarmente ostica, e anche in altri comuni ci sono state grosse sorprese, come a Concordia Sagittaria o a Ceggia, e quindi insomma si è conclamato una volta di più sì che contano le dinamiche nazionali, che hanno un riflesso importante, però nel singolo comune dove c'è un sindaco particolarmente amato e ben voluto, anche queste dinamiche nazionali si fermano, perché alla fine la gente preferisce votare la persona che apprezza di più. Certo, adesso e ora staremo a vedere cosa accadrà a Spinea e a Noale, no? Dove anche lì i candidati di centrosinistra sono comunque favoriti. Sì, sono in vantaggio netto Chechin, un sindaco molto amato a Spinea, e in vantaggio anche la candidata Andreotti a Noale. Lì però la partita mi sembra più aperta, perché insomma Celeghin, che è il candidato del centrodestra, è sicuramente un osso duro. Grazie Tiziano Graziottin, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento con lo Zoom del Gazzettino venerdì prossimo.